Accade spesso che l'estrema vicinanza sia quella che meno risulta familiare. L'umana curiosità è rivolta quasi sempre agli estremi limiti del visibile. Anche Mestre ha patito a lungo questo vizio prospettico. Non è un caso, infatti, che l'apparente chiarezza con cui è stata percepita la realtà del suo polo industriale, cioè Marghera, abbia nascosto una quasi totale ignoranza dei miracoli architettonici e delle straordinarie vicende umane che esso ha comunque gelosamente custodito. È proprio per iniziare a riscoprire la storia e i segni di tale complessa vicenda sociale e culturale che il Lions Club Tecne propone oggi un percorso della memoria che intende suggerire ciò che tali archeologie consentono ancora all'immaginazione di una comunità che sta con sempre maggiore energia riscoprendo il gusto del vedere futuro. No, volevo solo dirvi che siamo entrati in questo momento nell'area che è chiamata ex complessi. È un'area industriale, come voi vedete, dismessa, che adesso noi visiteremo e poi ci fermeremo in due luoghi di quest'area. Quest'area è di 10 ettari, venivano fatti i fertilizzanti ed era del gruppo Monteniso. È una sfida quella di governare un processo di riorganizzazione del territorio di una delle concentrazioni industriali più importanti d'Europa, Porto Marghera. Nuovi usi, nuove fruizioni economiche, industriali e di servizio. E perché no, anche altri usi. Perché non pensare ad un uso artistico e culturale dentro a questi affascinanti volumi? La maestosità è quella di una cattedrale gotica. Invece si tratta di un luogo del lavoro, della fatica, sopportata da innumerevoli persone. D'altro canto, la sua straordinarietà è la stessa che siamo soliti incontrare nei luoghi della grande arte contemporanea. Si pensi alla Biennale di Venezia, a Documenta di Cassel. Nel nostro tempo, l'utilizzo di grandi testimonianze di archeologia industriale da parte di grandi istituzioni artistiche è sempre più frequente. Ciò che questo viaggio vuole offrire è comunque la possibilità di ripensare la forma stessa dell'esperienza, forse anche per poter prendere atto del fatto che spesso lo stupore, lo straordinario, l'eccezione sono custoditi dai luoghi della più comune quotidianità.
Ha ragione Gianfranco Bettin. Porto Marghera rappresenta un pezzo grande della storia del Novecento, una storia drammatica che non va dimenticata. Quello che vedremo adesso è la premessa per un nuovo processo di sviluppo. Forse potranno stupire alcune di queste immagini da territorio bombardato, ma non è altro che una prima fase di quello che sarà il futuro di questi luoghi, che noi ci auguriamo e vogliamo sia un futuro diverso, risanato, sicuramente appropriato a quello che questa città merita. Riconsegnare a un futuro di sviluppo questi luoghi significa impegnare e impiegare energie intellettuali, energie e risorse finanziarie, energie e risorse di progettazione e programmazione. Noi crediamo che questo sia possibile, che questo possa diventare realtà nel giro di qualche anno. L'acquisizione di quest'area da parte della nostra società, l'Immobiliare Veneziana, segna un capitolo importante della storia del riuso e del risanamento delle aree industriali di Marghera. È un'area posizionata in modo assolutamente primario da un punto di vista strategico. 10 ettari prospicienti l'acqua, con canali navigabili, prospicienti la via della Libertà e il Parco Scientifico e Tecnologico. Tutto questo per un uso, come dicevo, che guarda al futuro. Una vera e propria basilica, uno spazio di laica sacralità, quasi un'estrema radicalizzazione del vuoto cistercense. Un'occasione per mettere in discussione ataviche abitudini, ad esempio quella di separare ozium e negozium. Lì dove il negozium riesce a svelare il proprio segreto, l'ozium consente l'esperienza di una inscalfibile sacralità, quella in cui solamente l'arte può trovare le proprie ragioni profonde. Qui l'arte deve ridefinirsi, deve osare, deve farsi incrocio tra diversi linguaggi. In questo senso, Luigi Gardenal, con la sua potenza immaginativa, Marcello Tonolo, Luisa Longo, Massimo Donà, ossia la loro necessità creativa, e le movenze di Laura Lauder, si confondono in un unicum che si rivolge in primis allo spazio che li ospita e alla sua magia.
Ora i partecipanti al Marghera Runner stanno uscendo, hanno ancora negli occhi le immagini suggestive, i suoni, le luci, i colori, e si trovano di fronte a questo paesaggio che di colori ha pochissimo, e questo è uno dei contrasti che ci proponevamo proprio di far rilevare. Ecco, adesso potete vedere tra i nostri ospiti il filosofo Giulio Giorello, che ci ha fornito interessantissimi spunti di riflessione rispetto al passato e proiettati sul nostro immaginario futuro e sulle possibili utilizzazioni. Siamo di nuovo usciti dall'area complessi e stiamo percorrendo un tratto della zona industriale di Marghera, un tratto importante anche questo perché designa un percorso che ci porta nell'altra area che stiamo per visitare, cioè l'area ex Azotati. Qui vedete la torre di raffreddamento, quella che abbiamo chiamato torre sospesa, e lo capirete dalle immagini successive. Siamo stati molto fortunati con la giornata, è l'ultima giornata di ottobre, l'ultimo sabato di ottobre, è molto caldo. Tutto ciò ci aiuta in questo viaggio nella memoria e nel futuro. Un po' più avanti, qua dritto si ferma pure qua, si accosta a destra qua. Ecco, può pure accostarsi qua. Sì, anche questo dove siamo attualmente è uno stabilimento per la, o era meglio, uno stabilimento per la produzione dei fertilizzanti. La differenza rispetto al precedente è che qui si facevano fertilizzanti azotati, ossia fertilizzanti in cui l'unico elemento era l'azoto, mentre di là abbiamo visto i complessi che avevano anche il fosforo e il potassio. Queste attività si sono concluse all'inizio di quest'anno, dopodiché la proprietà è passata alla Immobiliare Veneziana. L'edificio che è qui alle mie spalle è una torre di refrigerazione acqua. Diciamo che queste torri sono quasi emblematiche dell'attività chimica. Quando si pensa alla chimica si vedono sempre queste torri con un bel pennacchio di vapore che esce dalla cima. La loro funzione era quella di refrigerare l'acqua che veniva utilizzata negli impianti. Grazie. Con questo evento in realtà portiamo anche una realtà mistica in un sito di archeologia industriale attraverso il canto carnatico indiano, che è un canto sacro. Speriamo anche di, come dire, di contribuire a cambiare il karma di quest'area. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shaklam Bharadaram Vishnum
साशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्वाजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शुक्लाविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् Any time possible, me not taking it. With facts, I'm making it up. But if I can figure it, actions are speaking it. Loud of the words I'm delivering, I'm not giving you the fact occurred. As I'm speaking, find a situation beyond cessation. Listen because I kick it. Rock our civilization, ambassador in Tantra. Coming in dance hall, he shakes for part to manifestation call. Everybody thinking of the things that you do, assuming you have to buy a bit new. Every tries things under another light, another perspective, consider not a side. Never ever stutter, never endeavor to stammer. Kick in the grammar like a body slammer. Meanwhile no bragging, meanwhile no boasting. Suckers get off the bandwagon. Sullo sfondo di questa immagine del Blade Runner, il nostro viaggio prosegue e si conclude all'interno della cattedrale industriale per eccellenza, il famoso petrolchimico di Porto Marghera. L'estrema modernità degli impianti, che si estendono per una superficie amplissima, si confonde nella nostra immaginazione con la storia della nostra città. Marghera Runner, un'esperienza che non si potrà certo dimenticare. Chi vi ha partecipato ne è rimasto indelebilmente segnato. Davvero vorremmo che qualcosa di tutto ciò riuscisse a varcare il limite dello schermo e che aiutasse tutti noi a costruire
un futuro degno della grandiosità di questo importante passato. Within